qualche attrito appunto fra le due anime della Lega o ex Lega, come vogliamo chiamarla. I due ex alleati di Scuderia sono in apertissimo conflitto e lo si vede sia dietro che davanti alle telecamere. Il gruppo di giornalisti che ha seguito il match politico in TV non ha potuto non notarlo. Flavio Tosi e Luca Zaia sono in guerra, una guerra che va oltre la politica contingente. Determinata e combattiva però anche Alessandra Moretti. Abbiamo visto delle scintille nel finale, soprattutto contro Zaia da parte di Tosi e della Moretti, non può che essere così. Per il resto grande convergenza su temi e obiettivi. È un confronto che ha dello stupefacente perché sono 4 candidati ma su tantissime cose si trovano perfettamente d'accordo. Con una eccezione di nome Jacopo Berti. Soprattutto quando ha detto no alle grandi infrastrutture, no al cemento, puntando molto sulla banda larga, devo dire è stato forse l'unico momento in cui c'è stata una netta distinzione di programmi e di proposte tra i vari candidati. Berti ha detto qualcosa di diverso su alcuni temi come le banche e sulle infrastrutture. Per il resto grande convergenza. Comunque sia, occhi puntati su questa sfida datata 31 maggio. Giornali e TV, stampa locale e nazionale, il Veneto tiene banco.